Perciò la femmina che fa siciliana, femmina. La femmina è siciliana, è un mascolo sardo, Sardo. viene un incrocio che fa più produzione del latte, perché per ogni 3-4 anni si debbono cambiare l'ariete per non fare tutto un unico sangue. Ogni 4-5 anni si cambia rete, perché nascono deformate, nascono che meno latte. Sì, sì. Sto facendo una cosa buona io, a mettersi da qua linea. Sto fatto sta lingua blu da pecora, perché? Sto fatto da lingua blu si è verificato quest'estate che dicono che c'è stato un insetto, un parassito che ha morso delle pecore e si è formato un dramma che hanno detto che i pecore ci vincono la lingua blu. A me mi hanno mozzicato, i pecore me sono intendo, ovviamente intendo. Sì, perché ormai che conoscono il padrone va. Perché io le curo, ci faccio delle pressioni, ci faccio delle iniezioni antiparassitarie, ci faccio tante. Sì, perché l'amma non si può sapere mai, va. Disinfetto, Sì, sì. disinfetto spesso dove l'ovile. Che sanno a controllare. Disinfetto, Sono così. disinfetto anche dove si fa la moncitura, ci faccio dei trattamenti Certo, sì. per gli insetti morire. Certo, perché non si può sapere mai nella vita, perché l'ammala si sta male, si viene subito, va. Ma una cronista così non hai da pigliare. Non si può sapere mai, che l'ammala sta male, c'è formaggio, ricotta buona. Un formaggio siciliano è sempre formaggio siciliano, peccato che non ci abbiamo i docchi. La ricotta. No, la ricotta è buona, il formaggio è buono, però non abbiamo i docchi. Non abbiamo il DOC perché i signori romani che sono capoccioni a Roma, che hanno meno produzione di noi, hanno il DOC e noi che abbiamo produzione di più, pecora più bella, pecora che ci lavoriamo bene e non abbiamo il DOC. I romani si prendono il formaggio siciliano e lo trasmettono e fanno nascere il DOC, il formaggio siciliano passa là e passa a DOC. Chissà una cosa troppo forte. Sì, vero, sì. Perciò va ricotta, va buona, formaggio va. Formaggio va bene, formaggio. Però è che non abbiamo l'unione unita, perché se ne fossimo una sola persona che parlasse ottenessimo pecorino DOC, ricotta buona, perché i pasticceri che ricotta buona o quando lo si fa solo in Sicilia e basta, perché non va essere saida, non va essere né saida va essere buona, bella fresca e né romano, perché la ricotta è troppo bella. Sì. Dire che perché da poi viene registrato, perché io la faccia ricotta è mia però. Sì. Perché non si può vendere, perché ci vuole l'attestato non c'è. Sì, ci vogliono tanti. Io sono un produttore di latte, punto e basta, non sono idoneo per fare, sono idoneo per fare la ricotta, però ci vogliono dei cose idonee per lavorare il latte. Certo, stava a lavorare. Ci vuole postrazzature, però avere un ricotta quella antica, non c'erano i filini appezzati. Chi si mangiava, le ricotta, quando si mangiava la ricotta, no pecoraro, e malattie non ce n'erano. Ora ci sono delle malattie perché più si va avanti, più si va indietro. Vero, sì. Non si va avanti, si va a re. Da mangiare genuine, a ricotta, formaggio, prodotti cacca, non la cattate così, fuori, tutti fuori a casa, ma chi è? Da mangiare cose fresche, genuine.